Pinna, una vittoria che la Torres ha voluto davvero tantissimo e l'ha ottenuta anche se nei minuti finali, però sarebbe stato davvero un delitto non ottenere questa finale. Sì, una partita difficilissima, faccio i complimenti allo Stintino che ha giocato veramente bene, ci ha venduto cara la pelle, hanno fatto un partitone, però noi già sapevamo che dovevamo aspettarci una partita così dura, difficile, contro una grande squadra. Adesso il nostro cammino si allunga e si va verso la finale e inizieremo a prepararci. Oggi ci godiamo questa festa, siamo tutti felici, un ottimo pubblico, la curva non ci ha lasciato soli neanche oggi, è stata una bella festa di calcio per tutti. Tra l'altro Torres che non ha rischiato dietro quasi per niente, a parte qualche conclusione da distanza, però è mancata un po' in zona gol, c'è voluto poi magari un guizzo di Spinola per bloccarla. Sì, Spinola per noi è un giocatore molto importante, oggi l'ha dimostrato in 10 minuti e ci ha fatto vincere la partita. Speriamo di recuperarla al 100% e niente, aspettiamo con ansia questa settimana che sarà una settimana molto lunga. A chi dedichi questa finale? La dedico a tutta la mia famiglia, a mia madre e mio padre soprattutto, perché questa finale è loro, perché con la Torres sono mai riuscito ad arrivare in finale e questa è la prima volta che ci arrivo e spero che mi accompagnino in questa finale che per me vuol dire tanto, tantissimo per la Torres. Grazie Tore Pinna.